Al via i cavalli della seconda corsa, si tratta di soggetti di 3 anni sulla distanza del miglio in 11. Dietro l'autostart lo schieramento 1 Fine Truth, 2 Enya, 3 Emanuel Griff, 4 Ercole Risaia TRGF, 5 Egralen SM, 6 Entrust, seconda linea 7 Eiolo, 8 Estelle Rab, 9 Explosive La, 10 Ermin Slov, 11 Elvio Gaius Bond. I favori del pronostico in chiusura sono condivisi fra Fine Truth e Egralen SM, numeri 1 e 5 dello schieramento. Macchina che accelera in questo momento con tentativo proprio di Egralen SM di assumere l'iniziativa, lo fa in breve mentre ha sbagliato subito Entrust. Sbaglia però l'allievo di Roberto Vecchione affrontando la piegata e lascia in testa Ercole Risaia TRGF nei confronti di Fine Truth, che in breve 5, Egralen sbotta SM, di galoppo anche Fine squalificato. Truth, e in seconda posizione rimane Enya. Numero Intanto 1, si migliora Fine Elvio Truth, Gaius Bond, che va squalificato. direttamente in terza posizione. I due più attesi dunque out dopo i primi 200 metri di gara. Numero 6, Entrust, squalificato. Se ne vanno in 32,4 i 400 metri iniziali. Vediamo all'esterno. Ripetiamo, numero 1, Fine Truth, squalificato. Fine Trot che però è stato squalificato e quindi allarga. Intanto al comando è sempre Ercole Risaia TRGF, che guida con una quindicina di metri abbondanti nei confronti di Enya. Terza posizione per Elvio Gaius Bond, poi al largo c'è anche Explosive La, che è seguito nell'azione da Eiolo. Intanto c'è stato un parziale in 14,9 davanti alle tribune da parte di Ercole Risaia TRGF, che arriva al chilometro in 1,19,2, ma ha sempre una ventina di metri di margine su Enya. Fine Trot continua a correre ma è squalificato e si mantiene infatti abbastanza largo. Ercole Risaia entra al comando sulla curva conclusiva, cerca di rifarsi sotto Enya e Elvio Gaius Bond, che è avanzato all'esterno. Elvio Gaius Bond, poi anche Eiolo, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, entra ancora in testa Ercole Risaia TRGF, cerca di tenersi qualcosa di buono nel finale. Il tentativo di Elvio Gaius Bond, che passa nelle battute conclusive e viene a vincere sullo stesso Ercole Risaia, mentre al terzo finisce il numero 2 Enya precedendo Eiolo, 1,18,5. Il ragguaglio conclusivo c'è un 32 a chiudere, che la dice tutta, la dice lunga sulla difficoltà di concludere questo percorso, anche per quello che era al comando Ercole Risaia TRGF, che ha cercato di fare ritmo selettivo nei primi 700-800 metri di gara, poi è andato un po' incalando, poi naturalmente anche la pista pesante si fa sentire e alla fine ne approfitta il numero 11 Elvio Gaius Bond, Antonio Di Nardo in sediolo, per emergere al primo posto. Gennaro Casillo al training per conto del signor Stefano Bondi.